l'inquinamento sia atmosferico che del suolo è certamente un reato molto grave, perché lo sconteranno i nostri figli. Dobbiamo far capire alla gente che rispettare l'ambiente vuol dire consegnare un mondo migliore ai nostri figli, spiega il procuratore di Venezia. I reati ambientali, nonostante le sanzioni per chi viola la legge, sono ancora tanti. Nel 2010 nel veneziano sono state 61 le notizie di reato comunicate alla procura, quest'anno hanno già raggiunto quota 21. Ben 51 le sanzioni dello scorso anno contro le 42 nel 2011, il numero più alto in tutto il Veneto. L'obiettivo del protocollo siglato da ARPAV e Procura della Repubblica ha lo scopo di fornire le linee guide per gli accertamenti ed i rilievi urgenti nei casi più frequenti e rilevanti dei reati ambientali, ma soprattutto coordinare l'intervento della Polizia Giudiziaria. L'opportunità che ci ha dato anche la Procura di Venezia è quella di poter fare un'attività, diciamo, prototipo, per cui che cercheremo e vorremmo portare anche nelle altre province del Veneto, per poter ottimizzare tutte quelle che sono le attività finalizzate alla protezione e prevenzione dell'ambiente in collaborazione con le forze di polizia. Per quanto riguarda il territorio veneziano, nel 2010 il Dipartimento Provinciale ARPAV ha effettuato, su delega della Procura e a supporto delle altre forze di polizia, 76 sopralluoghi e 118 controlli. Nel veneziano diversi problemi ambientali gravi. Problematiche che possono avvenire per quanto riguarda lo sversamento in canali o in fiumi di sostanze inquinanti, quindi, oppure di abbandono di rifiuti da parte di persone che non rispettano appunto la normativa.